Allora, Raffaele Padrone è il vice segretario nazionale di UGL Sicurezza Polizia. Alberto? Sì, Padrone, come UGL voi avete lanciato una proposta di legge, terrorismo di piazza, e di cosa si tratta? Ma dopo gli episodi del 1° maggio a Milano, inaugurazione Expo, abbiamo pensato, visto che le parole non servono più, le botte sulle spalle non servono più, le parole ormai non ci danno più peso, non ci fanno più fastidio, e allora poco interesse per la polizia. E allora abbiamo pensato di introdurre questo articolo nella normativa del nostro codice penale italiano, e abbiamo chiesto a Camera e Senato di introdurre terrorismo di piazza sotto 2 articoli, 613 come articolo, in 2 fasi, cioè chi provoca incidenti di piazza anche alle manifestazioni sportive, non solo ai cortei, e quindi chi attacca la polizia con oggetti e procura lesione agli agenti deve essere condannato come la devastazione, come già esiste il reato di devastazione, il saccheggio di piazza. Quindi sarebbe da considerare naturalmente il fatto. Sì. E anche perché ci sono stati feriti, ma a ogni manifestazione ci sono feriti, ne discutiamo col direttore, ogni volta che c'è una manifestazione ci sono incidenti di piazza, vedi Roma, vedi Genova, insomma possiamo andare dietro nel tempo, ma sempre questo è il problema. Tra l'altro quest'oggi hanno beccato quel personaggio, quel coraggioso che con il vicequestore a terra continuava, esatto, continuava a picchiarlo, no? E allora, siccome è un cagasotto, come tutti quelli insomma che frequentano quelle specie di strutture dove sono catto comuniste, fascio anarcoidi, e tanto per essere chiari, cosa ha avuto? Invece di dire sì, sono stato io, ha cominciato come i mafiosi a tagliarsi la barba, l'hanno preso. Questi qua sono cuor di leone e che devono essere, per fortuna, prima o poi messi in condizione di non nuocere. Però vede, direttore, arriverà il momento. Arriverà, speriamo, 2016, lei dice sempre la freccia nera, vai. Fino adesso c'è la freccia rossa. Comunque, anche la freccia argento. Però per non uscire dal seminato e dire ai nostri telespettatori di cosa si tratta, quindi questo è il tipo di reato. Se possiamo arrestare subito, e se no c'è il reato bis che è indifferita, cioè dopo la manifestazione, dopo aver individuato i soggetti, si può fare l'arresto. Una cosa, avete visto come è passato in sordina il fatto di devastazione? Dovevano arrestare tutti. Il reato di devastazione è circa 8 anni, una volta era l'ergastolo, una volta c'era prima del decreto c'è la fucilazione, oggi è passato su lesioni, danneggiamento, gravi danneggiamenti. Vabbè, ma questa è l'Italia, guardi, non è una novità. Grazie Raffaele Padrone, grazie a voi. vice segretario nazionale dell'UGL Polizia.